Dopo il nostro servizio di ieri fa discutere il caso dell'ex polveriera di Volpago del Montello saccheggiata dai ladri. Tra i primi a prendere posizione il consigliere regionale di Europa Verde che minaccia un esposto alla Corte dei Conti, nel mirino l'amministrazione Guizzo. Moroso incendio in un'abitazione di Revine Lago, 64enne ustionata e intossicata, provvidenziale l'intervento del vicino di casa. Ha razziato numerose tabaccherie tra il Vicentino e la Marca facendo sparire pacchi di gratta e vinci, 40enne scoperto e denunciato a Bassano del Grappa. Sigilli per una settimana al Ciapi Bar di Santa Maria del Rovere a Treviso. Per il questore avrebbe potuto consolidarsi una situazione di pericolo per l'intero quartiere. Crisi Berco, cresce la preoccupazione anche in Veneto a Castelfranco dopo l'annuncio dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo per 247 lavoratori. La proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori ai processi organizzativi e al capitale aziendale è in Parlamento, terza giornata di discussione tra gli esperti. Il Veneto, dicono, è pronto. Verso il giorno del ricordo, commemorazione a Gaiarini, il ricordo del coordinatore regionale dell'Unione degli Istriani, giornata che dà dignità alla storia di tante famiglie. Amico e collezionista storico di Riteltoni, a Montebelluna Roberto Valerio rilancia l'idea di un museo dedicato al cantante a 30 anni dalla cittadinanza onoraria. Calcio, dopo la vittoria a scacciacrisi contro il Lavis, il Treviso si prepara alla sfida di domani contro il Portoguaro al Tenni, con i veneziani a caccia di punti vitali per la loro classifica. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque riparte dal caso dell'ex polveriera che abbiamo raccontato proprio ieri con il servizio, il viaggio di Lucio Zanato all'interno dell'ex polveriera saccheggiata da ladri e vandali. Una vicenda, immagini che fanno discutere quelle raccontate da Lucio Zanato nel suo viaggio. Tra i primi a prendere posizione, non a caso scoprirete perché, c'è il consigliere regionale di Europa Verde Andrea Zanoni, sbalordito dalle immagini che ne descrivono la devastazione, minaccia un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Intanto farà partire anche un'interrogazione regionale. Nel mirino c'è l'amministrazione Guizzo. E il sindaco non può stare tanto tranquillo di fronte a questi fatti. Sono beni che hanno anche dei costi e la Corte dei Conti potrebbe averne anche qualcosa da dire. Minaccia un esposto per danno erariale il consigliere regionale Andrea Zanoni. È una delle reazioni al servizio di Antena 3 sui furti e le devastazioni all'ex polveriera di Volpago del Montello. Ed è proprio al sindaco Paolo Guizzo che Zanoni si rivolge con queste considerazioni. Perché di fronte a un passaggio di consegne, tra virgolette una eredità che ti arriva dal demanio, che ti arriva dal Ministero della Difesa, ti arriva a te comune, non è che sei a posto. Nel momento in cui è tua, è anche responsabilità tua preservare quei beni. Per questo già da lunedì il consigliere raccoglierà altre informazioni sul caso che gli sta particolarmente a cuore, considerando che da parlamentare europeo fu il primo civile ad entrare in polveriera qualche tempo prima della cessione dal demanio militare al comune di Volpago. Mi ricordavo degli edifici ancora utilizzati, dei servizi, c'era la cucina, c'erano le camere, c'erano diversi locali. Adesso pare proprio che sia tutto in degrado, saccheggiato tra l'altro da come avete illustrato nel vostro servizio. Che ci siano stati camion che andavano su e giù, squadre di persone che sono andate nei tetti a smontare le gabbie anti-fulmine di rame, le cucine eccetera, vuol dire che c'è stata un'organizzazione, vuol dire che c'è stata una evidente omissione di controllo e quindi io sarei anche preoccupato perché un esposto alla Corte dei Conti potrebbe mettere veramente in difficoltà il sindaco e quell'amministrazione. Pensa di farlo? Adesso valuteremo. Per Zanoni il primo intervento da fare è mettere in sicurezza tutta l'area. Io credo che serva sicuramente trovare una soluzione prima di tutto sulla vigilanza. È un bene del comune molto importante, ci sono dei valori da tutelare e un bene pubblico non può essere lasciato alla mercé dei primi delinquenti che entrano e che si rubano, si portano via tutto. Consigliere invece scettico sulla proposta di coinvolgimento dell'esercito per la sicurezza, mentre punta sulla regione per salvare e bonificare l'ex polveriera, dove sono presenti tra l'altro oltre un'ottantina di tetti in amianto. Che valutazioni sono state fatte all'epoca quando a tutti i costi si voleva entrare in possesso di quest'area? Perché è un dato di fatto, l'amianto nei tetti non ci può stare, deve essere bonificato e la bonifica
di tutto quel complesso è una bonifica che potrebbe arrivare addirittura a quasi 1 milione di euro, il che è un problema che va risolto. Quindi investirò del problema la Regione, farò un'interrogazione nel giro di pochi giorni perché anche l'amministrazione regionale veda di occuparsi di quest'area e trovare delle giuste soluzioni. Insomma, una vicenda che non finisce certo qui. Adesso la cronaca, il nostro Christian Arboit ci racconta invece del furioso incendio che ha devastato un'abitazione a Revine Lago nel pomeriggio, intaccando anche 2 case limitrofe. Salva per miracolo la proprietaria di 64 anni, rimasta comunque ustionata e intossicata. Provvidenziale l'intervento dei vicini di casa. È venuta a chiamarmi qui a casa, che urlava, piangeva. Era andata in panico, ha cominciato a buttare acqua con dei vasetti, non capiva più niente in realtà. Però sì, ho cercato di tirarla via perché stava prendendo fuoco, aveva i capelli che fumavano, quindi sì. È stato provvidenziale l'intervento di Zeno Piol e della sua famiglia. Sono stati di fatto i vicini di casa a mettere in salvo la signora Maria, 64 anni, rimasta ustionata e intossicata nell'incendio divampato nella sua abitazione in via Bortoluzzi a Revine Lago. All'origine forse un tizzone fuoriuscito dal camino al piano terra. Sono circa le 2:30 del pomeriggio quando scatta l'allarme. Zeno entra subito in azione. Le fiamme sono già alte. La presenza di tanto legno, di fatto si tratta di un rustico, non aiuta. Ho cercato di salvare il salvabile. Ho preso la gomma dell'acqua e ho cercato di spegnere il fuoco, ma ormai si era propagato all'interno della casa, quindi sì. In un batter d'occhio comunque ha preso fuoco tutto e quindi sicuramente ho cercato di tamponare in maniera tale che non si propagasse nelle altre abitazioni, anche perché io abito qui a fianco, quindi sì. E ho cercato di tenere bagnato il legno, le scale che c'erano esterne. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118 che portano la vittima all'ospedale di Conegliano. È intossicata e ha riportato ustioni alle mani, alle braccia e parzialmente anche sui capelli. Nel borgo arrivano squadre di vigili del fuoco praticamente da tutta la provincia, carabinieri e polizia locale. L'area viene transennata. Per tutto il pomeriggio i pompieri tengono monitorata la situazione. Intaccate sono anche 2 abitazioni attigue, una di una coppia francese attualmente disabitata, l'altra di un uomo del posto che probabilmente in via precauzionale rimarrà fuori per qualche ora. Sul posto il sindaco. Adesso io ho già recuperato il numero di cellulare della signora, aspetterò domani e domani mattina la chiamerò e cercherò anche di trovare un contatto con i familiari per capire, altrimenti ci mettiamo subito all'opera e qualcosa riusciremo sicuramente a trovare se dovesse essere necessario, ci mancherebbe. Ancora la cronaca con il ladro seriale di Gratta e Vinci che ha colpito diverse tabaccherie tra il Vicentino e la Marca. È stato pizzicato e denunciato a Bassano del Grappa. Scoperto il ladro seriale dei Gratta e Vinci, che però ha vinto solo una denuncia e un foglio di via da Bassano. Nei guai un 40enne residente a Vicenza con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L'indagine è partita dopo che il commissariato di Bassano era intervenuto per il furto di 2 pacchi di biglietti della lotteria istantanea del valore di 600 euro, avvenuto ancora lo scorso novembre. Grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale, gli agenti erano risaliti al ladro e avevano appurato che nei giorni immediatamente successivi aveva colpito in altri bar e tabaccherie non solo di Bassano ma anche di Vicenza e Treviso. Una volta messe assieme tutte le tessere è scattata la perquisizione domiciliare ed è stata trovata parte del materiale trafugato nella sua abitazione. Per il 40enne, oltre alla denuncia per furto, è scattato anche il foglio di via obbligatorio emesso dal questore con il divieto di fare ritorno nel comune di Bassano, comprese le frazioni, per 4 anni. La sicurezza a Treviso con i sigilli per una settimana al Ciapi Bar di Santa Maria del Rovere. Per il questore Alessandra Simone avrebbe potuto consolidarsi in quella zona una situazione di pericolo per l'intero quartiere. Tanta gente sabato e domenica è arrivato qua per bere qualcosa, ballare. Dentro loro così penso polizia cosa problemi
che droga, qualcosa, non lo so. Ho visto adesso passando che hanno chiuso. Ho visto ogni tanto arriva il poliziotto qua, controllo, non lo so cosa. Nuovo provvedimento emesso dal questore Alessandra Simone per la tutela della pubblica sicurezza in città. Siamo nel quartiere di Santa Maria del Rovere, dove da tempo il Ciapi Bar di via Gasperinetti è diventato luogo di ritrovo per pregiudicati della zona. Dopo diversi sopralluoghi da parte degli agenti è scattato in giornata il provvedimento che sospende la licenza di somministrazione di cibo e bevande per una settimana, che in pratica significa locale chiuso. A notificarlo gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura. Non una sanzione per il bar, fa sapere la Questura, ma una misura a tutela della cittadinanza che evita il consolidarsi nel tempo di una situazione pericolosa per la sicurezza. I controlli proseguiranno ora non solo in città, ma in tutti gli altri comuni della provincia. E poi parliamo sempre dei furti. Ieri in diretta il nostro Cristian Arboid ci stava raccontando dei sindaci in strada insieme ai vigili con le pattuglie serali tra Cessalto, Chiarano e Meduna di Livenza, sindaci in strada anche per la mancanza di uomini per appunto fare queste pattuglie. Vediamo com'è andata poi allora nel proseguio della serata. La polizia di prossimità diventa polizia che garantisce sicurezza sociale, perché alla fine questo hanno bisogno i nostri territori. E tranquillizza anche le persone nel momento che chiedono, diciamo, determinate situazioni di aiuto oppure anche solo un consiglio, quindi sì, diventa anche una figura di psicologo. Già 3 pattugliamenti eseguiti in via sperimentale, controlli straordinari resi possibili grazie alla formazione di pattuglie miste composte da sindaci e agenti di polizia locale. Una sperimentazione unica nel suo genere, resa necessaria per sopperire alla scarsità di agenti assegnati ai piccoli comuni. Iniziativa partita da Chiarano, che ha trovato subito il consenso dei vicini Cessalto e Meduna di Livenza. A camminare fianco a fianco c'è un agente di polizia e un sindaco. La pattuglia è formata. Credo che dare anche il buon esempio da parte del sindaco sia apprezzato dai nostri agenti ma anche dai cittadini, perché comunque siamo pubblici ufficiali, comunque conosciamo il territorio. Fa da deterrente la nostra, diciamo, posizione, anche il fatto di vederci nel territorio aiuta molto, diciamo, a tranquillizzare le persone. Un ruolo, quello della polizia locale, cambiato negli anni anche per rispondere alle esigenze dei cittadini, a partire dal bisogno di essere ascoltati. L'importante è che creiamo una sinergia e ci diamo da fare per il benessere dei cittadini. La nostra figura è una figura che deve rimanere vicina alla cittadinanza, è la cosa più importante. Siamo la via di mezzo tra l'amministrazione e i cittadini. Ci siamo noi, quindi se avete qualche problema chiamateci. Allora, prima di continuare con il telegiornale, abbiamo visto nel telegiornale di Venezia il collegamento dei nostri Lorenzo Maier e Tommaso Migot prima che iniziasse la fiaccolata per Alberto Trentini, il cooperante veneziano che si trova detenuto in Venezuela da novembre. Allora, vediamo un velocissimo flash delle immagini di questa fiaccolata che si sta appunto realizzando al Lido di Venezia. Sentiamo anche, stanno parlando, ha parlato poco fa una cooperante, sentiamo un po' alcune delle parole di questa serata. E vicinanza aiutano molto a lenire la nostra pena e ad infonderci coraggio e speranza per far fronte a questa lunga attesa. Grazie a Don Renato, all'Associazione Articolo 21, a tutti gli amici di Alberto che si sono impegnati in tutte le preziose iniziative volte a sensibilizzare, a coinvolgere più persone possibili, al fine di far capire quanto sia importante ed urgente risolvere il dramma della prigionia di Alberto. Non potete immaginare quanto lui ci manchi, soprattutto non avendo potuto sentirlo, né vederlo, né parlargli dal 15 novembre scorso. Prima di allora ci sentivamo o ci scrivevamo ogni giorno. Sentiti i ringraziamenti vanno a coloro che hanno consentito la fissione degli striscioni e l'esposizione delle locandine.
Amici tutti, dobbiamo tenere alta l'attenzione affinché rimangano accesi i riflettori sulla vicenda drammatica di Alberto e confidiamo che il nostro governo si impegni e si adoperi per fare tutto il necessario per riportarcelo sano e salvo presto a casa. Siamo grati anche a tutti coloro che hanno pregato e lo stanno facendo con tanta fede e fiducia, e a coloro che testimoniano la muta vicinanza con una semplice carezza sul braccio quando ci incontrano. Permettete di ringraziare anche in questa occasione chi, seppur da lontano, ci sostiene, ci tiene aggiornati e segue con tanta competenza e umanità il caso di Alberto. E se abbiamo dimenticato di ringraziare qualcuno, li vogliamo comprendere in questo grande e sincero abbraccio che estendiamo a tutti. Dobbiamo portarlo a casa il più presto possibile. Allora, queste le parole, avete sentito, anche rotte dalla commozione della zia di Alberto Trentini. È un passaggio dunque di questa serata dedicata al cooperante del Lido di Venezia che si trova da novembre in carcere in Venezuela e per il quale, sapete, si sta muovendo da tempo la diplomazia italiana per la sua liberazione. Un caso non facile. Poi domani, nel telegiornale di domani, vi racconteremo tutte le immagini di questa, vi racconteremo questa serata speciale al Lido di Venezia. Per noi sul posto ci sono Lorenzo Maier e Tommaso Migot, che ringraziamo per questa finestra anche nel telegiornale di Treviso. Adesso andiamo velocemente con l'economia e con la crisi Berco che preoccupa anche in Veneto. Prima la disdetta del contratto integrativo, poi a sorpresa la comunicazione della riapertura della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori della Berco. Dopo quella che sembrava un'apertura del dialogo, ieri sera è arrivata la doccia gelata con la comunicazione dell'azienda che fa capo alla multinazionale tedesca ThyssenKrupp di andare avanti con le procedure di licenziamento collettivo. Il tentativo di trovare 480 lavoratori disponibili ad accettare la mobilità volontaria non ha dato i risultati sperati dall'azienda. Solo 152 hanno accettato e questo, comunica Berco ai sindacati, non consente la necessaria riduzione dei costi, di cui la decisione di procedere unilateralmente con i licenziamenti. Se la preoccupazione è altissima in Emilia-Romagna, dove nello stabilimento di Copparo sono occupati oltre 1200 dei 1400 dipendenti che la Berco ha in Italia, cresce l'allarme anche a Castelfranco, dove è stata rinnovata per altre 13 settimane la cassa integrazione. Preoccupazione è stata espressa dall'assessore regionale al lavoro Valeria Bantovan per la chiusura del confronto dopo le decisioni unilaterali dell'azienda. Resta confermato l'incontro del tavolo di crisi presso il Ministero per le imprese del Made in Italy previsto per giovedì prossimo a Roma. In quell'occasione, conclude l'assessore Mantovan, sarò presente di persona e chiederò di riaprire la fase di confronto per la definizione di soluzioni condivise, in particolare per lo stabilimento Berco di Copparo, che impiega direttamente anche molti lavoratori veneti. Preoccupazione per gli ultimi sviluppi della crisi anche da parte del sindaco di Castelfranco. Siamo preoccupati, spero che gli interventi a livello ministeriale possano essere proficui per far sì che il rilancio dell'azienda attraverso un piano industriale che sembra non essere proprio stato spiegato appieno e la valorizzazione, insomma, dei lavoratori che rimangono chiudano questa vertenza che sta preoccupando anche Castelfranco Veneto. A proposito di economia e di aziende, è in Parlamento la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori ai processi organizzativi e anche al capitale aziendale. E a Oderzo questa mattina c'è stata una discussione importante per mettere a terra buone pratiche e anche criticità di questa proposta. Per il parterre di esperti il Veneto è pronto.
Troppo presto per immaginare la presenza di lavoratori all'interno del CDA di un'azienda, ma i tempi sono maturi per iniziare a parlare di una loro partecipazione finanziaria ed organizzativa all'impresa. È partita dalla Marca e dal Veneto la chiamata Nuovi modelli d'impresa, con l'impulso della Fondazione Capitale e Lavoro guidata da Giuseppe Milan, già direttore di Confindustria Veneto Est. Affidato ad un parterre di esperti tra imprese portatrici di buone pratiche e politici di lungo corso, il dibattito su opportunità e criticità questa mattina ad Oderzo, davanti ad una nutrita platea di imprenditori, portatori di interesse e rappresentanti di categorie. La cultura collaborativa c'è, si tratta di organizzarla adesso. È importante che ci sia una disciplina fiscale di favore per queste componenti della remunerazione del lavoro che potrebbero essere collegate a risultati dell'impresa, al possesso anche di titoli legati all'impresa. Anche se le difficoltà non saranno piccole, forse è arrivato proprio il momento di, anche partendo da esperienze dal basso, affermare qualcosa che va nel senso opposto a quello che sembra prevalere oggi, quindi verso una maggiore unità di intenti, una maggiore condivisione, una maggiore attenzione anche alle esigenze degli altri e non soltanto al bisogno di guadagno. Il dibattito, quello sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle imprese, ha assunto una nuova centralità con la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. L'obiettivo: disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa dei lavoratori nelle aziende italiane. Un processo che in Veneto sembra maturo e che potrebbe aiutare a scongiurare l'esodo dei tanti giovani imprenditori dall'Italia. I numeri anche qui delle Camere di Commercio, dell'Istat, dicono che la generazione di nuove imprese è in una fase un momentino di stanca e di calo. Questo è chiaro che è un modo di far passare cultura imprenditoriale nel lavoro che poi può diventare rigenerazione di nuova impresa. Oggi abbiamo la necessità di rendere attrattiva l'Italia, di rendere attrattive le imprese e di rendere attrattivo il lavoro industriale. Se non ricostruiamo una nuova cultura attorno a questi obiettivi sarà difficile far trasmettere alle nuove generazioni che è utile restare. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso e il tema dell'ambiente, nuovo appello dell'associazione Botteniga affinché venga acquisita dal comune l'area a ridosso del fiume per creare un parco delle risorgive a San Pelaio. Intanto in questi giorni il PD trevigiano ha lanciato l'idea della sottoscrizione pubblica. Le risorgive nascono proprio a San Pelaio e c'è un pezzo di terreno che è privato che potrebbe, è da tanti anni che abbiamo fatto questa proposta anche all'amministrazione sia di destra e anche di sinistra, di creare un parco delle risorgive come il parco dello Storga, il parco del Sile, quindi creare un parco, ma noi l'abbiamo fatto una proposta da tantissimi anni, ma mai ascoltati. Da anni l'associazione Botteniga, assieme ad altre realtà cittadine, sollecita l'amministrazione comunale per acquisire le aree adiacenti al fiume e creare un parco delle risorgive a Treviso. Una proposta sposata negli ultimi giorni dal PD trevigiano che lancia una sottoscrizione pubblica per l'acquisto delle aree private a ridosso del fiume, sulle quali potrebbe sorgere il nucleo iniziale di un parco delle risorgive diffuse, in futuro magari collegato ad altre aree umide della città. Dovrebbe intervenire l'amministrazione, fare degli accordi col privato, dopo non so che tipo di accordi, però appunto sarebbe un'opportunità creare, che c'è lo spazio veramente vicino al percorso del Botteniga. Come posso dire, è un terreno incolto anche, che non ci sono abitazioni, non c'è niente. Potrebbero crearlo là il parco del Botteniga, sarebbe un'opportunità impressionante per la città e anche per i residenti di San Pelaio. L'associazione pensa anche ad un percorso pedonale e ciclabile lungo il Botteniga che potrebbe collegare San Pelaio al centro attraversando il polmone verde e risolvendo tra l'altro il problema della pericolosità della strada. Abbiamo già parlato con tutte le amministrazioni che insomma sono passate, Manera e Zampese, che sono molto propensi a questa iniziativa, a questa proposta,
e speriamo quanto prima venga svolto, insomma. Pronta risposta del vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera, che lascia intendere come il comune si starebbe già muovendo in questo senso. Secco no invece alla colletta, perché un bene pubblico può essere acquisito soltanto con gara pubblica. Sicuramente sarebbe bello che tornassero di proprietà pubblica, però ci sono dei procedimenti tecnici che il settore urbanistica dell'assessore De Checchi sta seguendo, e sicuramente arriveremo in questa direzione, però non nei termini in cui il Partito Democratico l'ha proposto. L'assessore Alessandro Manera non si espone, ma lascia intendere che qualcosa sul piatto ci sarebbe già. Il tema della colletta è scartato a prescindere. L'ipotesi dell'acquisto dell'area da parte dei cittadini potrebbe addirittura contemplare profili di illegalità, perché affinché un patrimonio diventi bene pubblico serve quantomeno, avverte il vice sindaco e assessore all'ambiente, che sia indetta gara pubblica o una manifestazione di interesse. Ettari di terreno già vincolati ma di proprietà di privati, perché siano restituiti alla città e diventino oasi naturale, impongono procedure specifiche. Ci stiamo muovendo da un po', però è chiaro che dobbiamo stare nel sentiero che la legge ci permette, e quindi continueremo in tal senso. Se l'ipotesi del parco naturale da anni ha visto diverse associazioni fare appello al comune, tra Coalizione Civica, Legambiente Treviso e l'IPU, Casugana mette sul piatto un altro tema che, questo sì, potrebbe essere oggetto di colletta. Proponiamo ai cittadini di adottare un albero e prenderne cura tramite la manutenzione dello stesso, perché quello sicuramente è un elemento importante. Stiamo aumentando di molto il patrimonio arboreo della nostra città e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. E sempre in tema di ambiente e anche in questo caso di energia, prima riunione in Vescovado per presentare modalità e tempi di attivazione della cabina di Treviso della comunità energetica rinnovabile voluta dalla diocesi, un progetto di condivisione e solidarietà. La comunità energetica voluta dalla diocesi di Treviso diventa realtà. Presentate in Vescovado le modalità di adesione e le tempistiche di attivazione della prima cabina, che copre una vasta area del comune di Treviso, ma anche di Silea, San Biagio, Carbonera, Roncade e Villorba. È finalmente il passaggio dalle parole ai fatti. È molto importante, soprattutto in temi di salvaguardia del creato e di solidarietà, soprattutto con i più poveri, di poter dire adesso si incomincia ad andare sul concreto, perché è sul concreto che si decide se le nostre idee, se le nostre ispirazioni e anche i nostri valori possono essere condivisi in maniera buona per tutti. È un momento bello, siamo nel Giubileo della Speranza. Sono 32 le cabine coinvolte nell'intero progetto della diocesi ed i primi impianti fotovoltaici sono in attivazione, quindi pronti ad immettere nella rete, per la continuità energetica di suoi componenti, l'energia prodotta in eccesso, con un beneficio collettivo, perché gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia verranno ripartiti mantenendo una quota destinata alla lotta alla povertà energetica e alla tutela delle persone più fragili. Dopo un lungo lavoro di incontri che ha coinvolto anche le parrocchie ed i comuni, si passa alla fase operativa. Oggi scatta la fase 2. Oggi abbiamo attivato la prima cabina primaria, che è questa della città. È un giorno particolare, un giorno bellissimo. Abbiamo invitato tutte le persone che hanno manifestato l'interesse a entrare o come consumatore o come produttore. Poi abbiamo invitato anche le parrocchie, abbiamo invitato i sindaci. È un bel giorno. Casa Toniolo fungerà da infopoint della cabina primaria trevigiana presentata, un punto di riferimento per gli interessati ad aderire al progetto. Il prossimo appuntamento sarà per la cabina di Paese, martedì 18 febbraio alle 18 alla Casa del Giovane a Paese. Il 10 febbraio, il giorno del ricordo, la tragedia delle foibe, il dramma degli esuli, oggi già una commemorazione a Gaiarine. 21° anniversario della legge del 2004 che ha sancito formalmente la conservazione della memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Si rinnova anche quest'anno il ricordo a Gaiarine. È una data importantissima che ha dato finalmente dignità alla storia di questi 300-350 mila italiani esuli e soprattutto ai martiri delle foibe. È importante anche per noi, figli, nipoti di esuli,
esuli di seconda e terza generazione avere la possibilità di raccontare quella che è stata la storia anche delle nostre famiglie, di una scelta di abbandonare tutto pur di rimanere italiani e di avere la possibilità, soprattutto per i propri figli, per i propri nipoti, di avere un futuro. La mia famiglia fosse rimasta al di là del confine, nel 1990 mi sarei trovato a imbracciare un fucile a combattere la guerra nella ex Jugoslavia. Invece nel 1990 ero un ragazzino, studente universitario all'Università di Padova. Alla cerimonia presente l'europarlamentare Cisint, l'onorevole Ingrid Bisa, con la consigliera regionale Sonia Brescaccin e il presidente della provincia Stefano Marcon e una rappresentanza di sindaci e assessori dei comuni limitrofi a Gaiarine. Abbiamo voluto fortemente dedicare alle vittime delle foibe un parco e un monumento. È notizia tra l'altro di questa notte che proprio a Basovizza hanno imbrattato un monumento a ricordo delle foibe. Significa che ancora non ci siamo, che c'è ancora tanto da fare e che dobbiamo continuare ad insistere e non mollare un millimetro e andare avanti sempre così, ricordare, far memoria e trasmettere ai nostri ragazzi. Tutte le persone che sono venute a mancare non avranno un loro riscatto finché noi continueremo a non parlarne, quindi la memoria va tenuta viva e soprattutto noi ragazzi dobbiamo studiarlo, dobbiamo impararlo, perché spesso si danno per scontate queste cose quando in realtà non sono per nulla scontate. Cambiamo argomento. Domani pomeriggio alle 18:30 in Duomo a Montebelluna, come ogni anno, sarà ricordato Little Tony, uno dei nomi più importanti, più famosi della canzone italiana, diventato cittadino onorario di Montebelluna nel 1995. A Montebelluna soggiornava periodicamente in casa dell'amico Roberto Valerio, al quale ha lasciato tantissimi ricordi e cimeli musicali, un patrimonio storico-musicale che potrebbe diventare un'attrattiva turistica per la città e non solo, è il sogno del suo amico Roberto Valerio. 30 anni fa Little Tony diventava cittadino onorario di Montebelluna e per questo Roberto Valerio, fan, amico ed erede del cantante sammarinese, sta cercando uno spazio per allestire un museo dedicato a quello che è stato definito l'Elvis Presley italiano. In realtà la proposta non è nuova, anzi ritorna puntualmente il 9 febbraio, giorno della nascita di Antonio Ciacci, ma anche il 30 di dicembre, data nella quale l'allora sindaco di Montebelluna Silviero Zaffaina diede la cittadinanza onoraria della città dello scarpone e della calzatura sportiva. L'idea del museo è legata al lascito di Little Tony all'amico Valerio, migliaia di pezzi di una raccolta unica al mondo che potrebbe riempire non uno ma addirittura 3 musei. 2 peraltro sono già in fase di realizzazione. San Marino hanno confermato che fanno un museo perché lui era cittadino di sammarinese. Tivoli vuole fare anche lui, dedicargli qualcosa, perché a Tivoli gli ha già dedicato una scultura in piazza Garibaldi e più gli ha dedicato un giardino e più gli ha messo la targa dove è nata. Perché Tony è sepolto con la sua tomba di famiglia a Tivoli. Ora mancherebbe solo Montebelluna, o meglio solo uno spazio adeguato magari del comune, che potrebbe per questo ricevere in lascito proprio da Valerio ciò che Little Tony gli ha donato, perché, sottolinea il promotore dell'iniziativa, i soldi per realizzare un museo in realtà ci sono. Io ho qualche imprenditore qui di Montebelluna che mi darebbe una mano, l'importante è trovare il posto. Per Montebelluna non solo uno spazio storico, artistico, musicale, ma anche una grande occasione turistica per i milioni di fan di Little Tony tuttora presenti al mondo. Appassionati non solo della sua musica, ma di un modo di essere di quegli anni, testimoniato da tanti oggetti simbolo dell'Italia del dopoguerra, che sognava l'America ammirando le sue macchine da sogno. Materiale ce n'è tantissimo per fare 3 musei che lui mi ha donato tutto e anche 2 bellissime macchine, 2 Cadillac, una degli anni 50 e una degli anni 70. Gli auguri a Maria Aymar e i suoi 104 anni splendidamente portati. Nata a Saluzzo l'8 febbraio 1921, ma trevigiana d'adozione, la signora Maria si è sposata con un dirigente tessile e ha abitato a Vittorio Veneto con i 3 figli fino al pensionamento del marito Sergio Colombo. Appassionata di moda e di antiquariato, la signora Maria si è sempre dedicata alla sua famiglia e oggi è stata festeggiata dai parenti con un grande pranzo in compagnia. Al compimento dei 100 anni le era stato dedicato anche un libro con le foto salienti della sua vita da piccola, con i genitori e i fratelli, poi sposa, mamma, nonna, bisnonna e centenaria ai tempi del Covid. Oggi il nuovo importante traguardo, 104 anni, quindi tanti auguri a nonna Maria Aymar.
Adesso c'è lo sport, il calcio, dopo la rigenerante vittoria 3-0 contro il Lavis domenica scorsa, l'abbiamo chiamata la vittoria scacciacrisi. Il Treviso si prepara alla sfida contro il Portogruaro, una sfida da non sottovalutare perché i veneziani hanno un bisogno vitale di punti per la salvezza. Una settimana per dimenticare il poderoso 3-0 contro il Lavis e preparare l'appuntamento contro il Portogruaro, tenendo sempre bene sotto lo sguardo la classifica. All'andata finì con una vittoria schiacciante dei biancocelesti in trasferta, ma occorre stare concentrati anche se si giocherà davanti al pubblico del Tenni. Mister Cacciatore infatti sa che non esistono partite facili, tanto meno contro una squadra che sta lottando per accaparrarsi punti preziosi. Sarà una partita sicuramente difficile, tosta. Il Portogallo in questo momento deve lottare per la salvezza, quindi sappiamo che meno partite mancano e gli obiettivi primari si devono raggiungere. Classifica da tenere d'occhio anche per non dimenticare che il Dolomiti Bellunesi è sempre lì, a un punto di distanza dalla vetta e pronto ad approfittare di qualunque scivolone del Treviso per effettuare il sorpasso. Quindi le partite adesso saranno sempre più difficili, sempre più toste e con squadre sempre con più voglia di fare risultati. A proposito di sport, non è solo un gioco di carte, è anche un vero e proprio sport. Parliamo del burraco e allora domani a Treviso c'è il programma alle 14:30, come vedete in questa locandina, il 14° torneo di burraco provinciale a squadre dedicato all'amore. 9 febbraio, ore 14:30, la sede è l'Hotel Maggior Consiglio, quindi ci sarà una sfida tra i principali giocatori di burraco a livello provinciale. Appunto alle 14:30 inizia il torneo e quindi per tutti gli appassionati l'appuntamento domani alle 14:30 all'Hotel Maggior Consiglio. Adesso noi invece andiamo nel Bellunese. E la pagina di Belluno si apre con la politica, con il futuro amministrativo e politico di Giampaolo Bottaccin, assessore regionale bellunese, assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente, che dice: non conosco il mio futuro amministrativo e politico. Lui è mister preferenze dell'ultima tornata regionale e dice: i risultati raggiunti parlano per me e sono la risposta agli attestati di fiducia espressi in 5 anni fa dai bellunesi. Come sapete c'è Forza Italia che è sempre più vicina a Bottaccin. Sentite le sue parole. Con i colleghi di giunta e di partito Canere e Marcato, l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin è da diverso tempo fra i più corteggiati da Forza Italia. Il pressing degli azzurri non conosce sosta e se Flavio Tosi riuscirà nell'ardita impresa, il contraltare non potrà che essere un demerito per il Carroccio, che sembra essere tutto concentrato a garantire il terzo mandato al presidente Zaia più che a trattenere salda la squadra. Il mio futuro non lo so, dipende dal segretario della Lega. Ovviamente io ho fatto quasi 10 anni di mandato, penso di aver fatto la mia parte, penso di aver fatto i compiti per casa. L'elenco è lungo e al primo posto c'è il riconoscimento del Capo dello Stato per avere fatto della protezione civile regionale un modello di efficienza in Italia. E poi le opere realizzate contro il dissesto idrogeologico con un investimento di 2 miliardi 200 milioni di euro, l'autonomia sull'idroelettrico che tradotto significa il passaggio delle centrali alla regione dal 2029. Risultati che in questo particolare momento sono passati in secondo, forse terzo piano nei programmi di Via Bellerio. La raccolta firme lanciata a sostegno del terzo mandato a Luca Zaia vorrebbe una modifica della legge nazionale, cui lo stesso presidente, con norma regionale, ha voluto legare anche il destino degli assessori. Io non lo so, dalla Lega di Matteo Salvini bisognerebbe chiederlo a Matteo Salvini e Alberto Stefani. Ripeto, io sono qui, finisco il mio mandato, continuo a lavorare come ho sempre fatto e poi dopo valuteranno loro. Io penso che i bellunesi abbiano risposto e li ringrazio ancora. Dopo quasi 5 anni dalle ultime elezioni mi hanno attribuito ben il 12% dei voti validi nelle schede riportavano il mio nome, quindi li ringrazio veramente perché in nessuna parte del Veneto è mai accaduto questo. Escluso che il cambio di casacca possa garantire una posizione di privilegio a Bottaccin e colleghi di giunta. Al momento si salverebbero solo Francesco Calzavara e Valeria Mantovan. Resta da capire fino a che punto la Lega è disposta a brandire la spada di Alberto da Giussano, anche correndo il rischio di rivolgerla contro se stessa. Io ho cercato di restituire la fiducia che mi hanno attribuito in questi anni, ovviamente avendo a cuore il destino dei bellunesi prima che ragionamenti politici.
Il coordinamento Associazione Ambientalisti Alto Bellunese non molla la presa e passate le giornate celebrative che abbiamo raccontato, organizzate per il conto alla rovescia alle Olimpiadi Invernali 2026. Oggi in una nota vengono espresse preoccupazioni ed evidenziate criticità ambientali, sociali ed economiche. Nonostante le premesse di sostenibilità, dicono gli ambientalisti, i progetti in corso stanno causando impatti negativi sul fragile territorio delle Dolomiti. I costi sono aumentati e molte opere sono in ritardo. Il comitato stigmatizza l'approccio ipercostruttivo e faraonico e lamenta la mancanza di interventi efficaci per migliorare mobilità e servizi locali. Il rischio per gli ambientalisti è uno solo: trasformare la montagna in una area sfruttata e poi spopolata. Passo decisivo per la riqualificazione della piscina comunale di Cortina. A proposito di Cortina d'Ampezzo, ieri a Roma l'amministrazione comunale ha incontrato i progettisti dell'intervento con i quali sono stati esaminati gli ultimi dettagli del progetto esecutivo. L'opera prevede una riqualificazione totale della piscina e delle aree circostanti con la creazione di 5 vasche in un contesto panoramico unico ai piedi delle tofane. Il progetto sarà completato entro il 28 febbraio 2025, pronto per la gara e i lavori che dureranno circa 18 mesi. L'attesa dunque sta per essere ripagata. C'è un'altra attesa invece che riguarda Belluno e che riguarda lo skate park. 160 firme sono state raccolte stamattina in Piazza dei Martiri per la petizione Skate Park a Belluno, lanciata lo scorso novembre online su change.org da un giovane skater bellunese e che da oggi può essere sottoscritta anche fisicamente. Guardiamo. Ho visto la petizione e firmo volentieri, insomma, io andavo con lo skate quando ero ragazzo e trovo che sarebbe bello, insomma, in provincia o in città avere un luogo di questo genere. Sono venuto a firmare per lo skate park perché sono tutte iniziative positive quando si propone qualcosa, qualche punto di aggregamento e di aggregazione della gente. Galoppa online sulla piattaforma change.org, dove le adesioni sono oramai oltre 800, e viaggia spedita anche in versione cartacea la petizione per dotare Belluno di un park multifunzionale per i giovani. Uno skate park sarebbe la soluzione ideale non solo per gli skater, per promuovere in generale l'espressione personale, la creatività e lo spirito di comunità. È importantissimo per i giovani, che devono avere dei punti di aggregazione, perché ormai stanno sparendo tutti questi punti di aggregazione e quindi si trovano disorientati. L'idea è stata condivisa dal nuovo movimento politico GEL, che stamattina in Piazza dei Martiri ha avviato la raccolta firme. La gente sta venendo a firmare nonostante si sia diffusa questa consapevolezza, soprattutto nelle ultime settimane, che le petizioni dei cittadini di fatto non incontrano il favore di Palazzo Rosso. Per questa però potrebbe esserci un percorso differente. Sì, esatto. Questa petizione andrà a inserirsi, se accettata, andrà a inserirsi nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi il Consiglio Comunale di Belluno dovrà poi esprimersi. Attualmente per praticare skateboard, parkour, battaglie rap, i giovani bellunesi sono costretti a spostarsi fuori provincia per trovare spazi adatti. La realizzazione di un activity park locale ridurrebbe queste difficoltà, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e sano fra i giovani. I giovani si lamentano del fatto che non ci sia un'area di aggregazione giovanile, quindi di fatto noi stiamo proponendo al Comune di Belluno di esprimersi soprattutto sulle politiche giovanili e sulle politiche sociali. Alla fine della mattinata sono state raccolte 160 firme, nei prossimi giorni si replica. Trovo che Belluno per certi versi sia una città ostica per chi è giovane, quindi è importante che ci siano questi spazi di comunità per i giovani dove possono trovarsi e fare ciò che gli piace. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci.